Una città che, nonostante le rassicurazioni dei commissari prefettizi, vive un'emergenza costante per i rifiuti non raccolti. Sono due le associazioni a Gioia Tauro che in questi giorni hanno lanciato l'allarme. Per i commissari, il servizio di raccolta della spazzatura non evidenzia particolari criticità. Se non si trattasse di vicende estremamente serie, sottolineano, ci sarebbe da sorridere di fronte alla negazione palese di un problema estremamente evidente. La protesta dell'Osservatorio Ambientale Iride e dei cittadini del Rione Fiume, aggiungono ancora quelli dell'associazione, che hanno meritoriamente sistemato degli striscioni in alcune zone più critiche della città, ha restituito la giusta attenzione a un problema ignorato da settimane. Un disservizio continuo e un'umiliazione per i gioiesi che, unita alla circostanza che da anni non viene effettuata una disinfestazione, ha fatto diventare l'estate una stagione da incubo, con i topi a banchettare sui rifiuti e tantissimi insetti a tutte le ore del giorno e della notte. L'associazione gioiese si pone poi degli interrogativi: che fine hanno fatto i soldi del finanziamento regionale? Quale progetto è stato portato avanti con quasi 700.000 euro destinati alla raccolta differenziata? I cittadini, ripetono, al momento hanno solo letto annunci sui giornali, ma non hanno avuto la possibilità di fruire di alcun servizio di raccolta differenziata. Quelli dell'associazione si rendono disponibili al confronto con la terna commissariale. È pronta a presentare un piano di raccolta differenziata da consegnare al Comune, conforme alle necessità dell'ente, del suo bilancio e nell'esclusivo interesse dei cittadini.